Incidente nella notte in via Borgo Padova a Campo San Piero, dove un furgone si è scontrato contro un'auto, schiantandosi poi contro un edificio, prendendo fuoco. 3 le persone rimaste ferite. Verso le 4 un'auto si è scontrata contro un furgone che ha carambolato andando a schiantarsi contro un palazzo in cui al momento non erano presenti persone. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico, hanno spento le fiamme del furgone evitando che si propagassero al palazzo adibito a studi medici. I feriti sono riusciti ad uscire da soli dai mezzi e sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118. 2 sono stati trasportati in ospedale mentre il terzo è stato assistito sul posto. Nessuno è in pericolo di vita. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruirne l'esatta dinamica.